Allora, questa è un'attività di sensibilizzazione per cittadini e cittadine. Abbiamo disegnato delle sagome del numero corrispondente alle donne uccise di femminicidio nel 2013. È un'azione per commemorare e ricordare queste donne che sono molto spesso per mano del proprio marito, compagno, ex marito. È appunto un'azione di ricordo, un'attività di ricordo per queste donne. Non c'entra niente con Lucio Greco, vero? Assolutamente niente. Perfetto, non c'entra niente. In realtà è un progetto finanziato attraverso un bando dei servizi sociali, del settore servizi sociali del Comune di Gela. Questa è una delle attività del bando, in realtà saranno svolte tante attività, tra cui attività di formazione, informazione di operatori e operatrici, seminari pubblici, workshop per creare e riattivare la rete locale antiviolenza, per riattivarla più che altro,